Would you like to taste a beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2 raw barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Pancera farm. Good seeds, good fruits. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, edizione giorno con le notizie dal Friuli, Venezia, Giulia. Apriamo subito con una notizia di cronaca riguardante un'operazione in corso da parte della Guardia di Finanza, per dire che la Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pordenone su richiesta della locale procura, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere di 3 soggetti e una misura domiciliare per un ulteriore indagato, tutti responsabili di reati di riciclaggio ed emissione e utilizzo di fatture false nell'ambito di una maxi frode fiscale internazionale nel settore del commercio di rottami di ferro e bancali di legno. Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro, anche per l'equivalente di denaro, di beni mobili e immobili degli indagati per un ammontare di circa 10 milioni di euro, quale provento delle condotte illecite. Sono in corso 11 perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Treviso e Udine, eseguite dai militari della compagnia di Portogruaro e dai reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio. L'indagine è scaturita dagli esiti di una perquisizione locale disposta dalla Procura di Pordenone nell'ambito di un procedimento penale a carico di uno degli indagati. Chiaramente ulteriori notizie nel corso della prossima edizione del nostro audio-video giornale per approfondire insomma il caso in merito. E adesso parliamo del nuovo punto vaccini aperto Udine. Governatore Federico regionale, a noi dovevano dare più di 300 personale aggiuntivo, da livello nazionale ne sono arrivate meno di 50, con un'esigenza di 600, per essere chiaro, cioè, ne servono 600, ci dicono vendiamo poco più di 300, ce ne arrivano realmente 50. Abbiamo fatto noi tutta la parte logistica, se non l'arrivo in regione, che è governato da una parte direttamente da Pfizer, per gli altri vaccini quello a livello nazionale, punto. Quello che ci viene garantito a livello nazionale è l'arrivo dei vaccini, sempre che ne arrivino a sufficienza. Tutto il resto è fatto dalle regioni, quindi mettere sul banco degli imputati le regioni, dopo lo sforzo che continuano a fare, malgrado le 1000 difficoltà. Pensiamo alle richieste che abbiamo fatto di modifiche legislative per la semplificazione della somministrazione dei vaccini, dal consenso informato in poi, mettere sul banco di imputati le regioni, e mi sembra che sia qualcuno che da Roma cerchi di fare lo scaricabarile. Bisogna capire che quel qualcuno. Io lo farò presente alla conferenza delle regioni, perché penso che sia inaccettabile la continua umiliazione di tutto il personale che nelle regioni sta lavorando, perché è grazie a loro che la campagna vaccinale è iniziata e va avanti. Se aspettavamo quello che arrivavamo da Roma, oggi eravamo ancora qua a decidere probabilmente come iniziare. Io spero che ovviamente oggi non arrivi nessuna indicazione prima di un confronto con la conferenza delle regioni. Noi sempre in modo responsabile siamo stati collaborativi, siamo pronti ovviamente ad ascoltare. Dico con chiarezza che noi dobbiamo avere un approvvigionamento di vaccini superiore a quello attuale. Se uno pensa di continuare ad andare avanti con le restrizioni, ho paura che non faremo un favore sicuramente dal punto di vista economico lavorativo, ma ho paura nemmeno da quello sanitario, perché stiamo vedendo che anche in questa zona rossa la gente oggettivamente fa molta difficoltà a rispettare le regole, e qua non si può colpevolizzare nessuno. Siamo un anno di sofferenze per il quale dobbiamo trovare una via d'uscita. La via d'uscita è fare una campagna vaccinale più massiva.
Vice Governatore Riccardi, inaugurato oggi il centro vaccinale a Martignac, uno strumento indispensabile per proseguire con la vaccinazione. Sicuramente è un centro che ha innanzitutto gli spazi e poi, come abbiamo visto, tutto il sistema organizzativo che è stato testato nel corso di queste settimane, a partire da Cividale, poi Tolmezzo, poi Codroipo, proseguirà nel fine settimana alla Tisana, ci consente di arrivare ad una organizzazione che è quella che abbiamo visto, quindi un lavoro importante e speriamo che le persone siano contente e soprattutto speriamo che il sistema sanitario riesca a dare quelle risposte con un anno alle spalle di fatica come quella che stiamo tenendo, ma questo è il passo fondamentale, quell'ultimo miglio che noi dobbiamo fare sulla campagna vaccinale, sperando che la conferma delle programmazioni delle agende sia puntuale e tale da consentirci di programmare tutta quell'attività che ieri abbiamo spiegato si svolgerà per tutta l'area della vulnerabilità e in più dell'area al momento 79-75 anni. E adesso cambiamo argomento e parliamo, restiamo sempre in tema di pandemia, però andiamo a sentire dalla voce del presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, l'andamento per quanto riguarda maestri del lavoro artigiani, piccolo ma bello. Insomma, queste sono le dichiarazioni che ci ha rilasciato oggi il presidente regionale di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti. Presidente Tilatti, maestri del lavoro, piccolo ma bello, oggi come oggi, sta funzionando? Continua? Credo, anzi siamo certi che questo piccolo declinato al mondo artigiano potrà funzionare anche in questa era in cui tutto dice che dobbiamo declinare verso la transizione digitale. Ci sono dei mestieri, degli antichi mestieri che diciamo possono essere aiutati anche da questa trasformazione digitale, ma non possono essere eseguiti in modo completamente digitale. Cioè l'intelligenza di pensare gli oggetti o di pensare come deve essere fatto un determinato lavoro non è processabile all'interno dei microchips, anzi deve essere processabile all'interno prima della testa, della capacità capacità creativa e inventiva dell'artigiano, che poi dà l'input alle mani e riesce a realizzare quelli che sono il suo pensiero, il suo sentimento. Possiamo dire che il 4.0 si sposa anche con quello che era una volta l'olio di gomito, tanto per essere chiari. Beh, senz'altro, credo che se oggi siamo arrivati al 4.0 vuol dire perché prima c'era l'uomo che ha pensato e ha poi cercato le soluzioni per essere più veloci nel realizzare ciò che lui immaginava nella sua testa. Quindi la digitalizzazione non è che la massima espressione tecnologica di ciò che è un uomo pensante e che sa usare la testa e le mani, e quindi è diventato poi si è trasformato in artigiano digitale. Quindi l'artigiano troverà spazio troverà spazio anche nel futuro, ma credo che la vera missione è quella di conservare questi antichi mestieri, trasmettere anche le esperienze che oggi verrebbero definiti know-how, per poterli trasmettere anche al futuro e da lì partire anche poi per trovare i modelli digitali. E con questo chiudiamo qui la pagina dell'edizione giorno di friulitv.net. Vi diamo appuntamento come sempre poco prima delle 18 con Linea Sera.
Parleremo di Dante Alighieri con ospiti collegati in diretta con noi. Come sempre nel corso del pomeriggio, aggiornamenti attraverso il nostro sito o le nostre pagine social. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Would you like to taste a beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2-row barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Pancera farm. Good seeds, good fruits. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.